Dopo la prima sconfitta arriva anche il primo pareggio per l'Ecositi Genzano, fermato in casa dalla Kame. Pazza Feldi che ribalta un passivo di 3 reti e poi pareggio nel derby contro un grande Sala Consilina. Spettacolo, gol e un punto a testa nel match tra Vinumita di Petrarca e Napoli. Si riaccende la L84 Torino che torna al successo nel big match con la Roma. Lavrendi trascina la Sandro Abate al Pala del Mauro, secondo squillo consecutivo dell'Italservice Pesaro con un super Tony Dandel. Prima gioia in Serie A del Benevento nello scontro diretto per la salvezza con la Pirossigeno Cosenza. In classifica Feldi Eboli 20 punti, Ecositi Genzano 19, Napoli 17, Roma 15, L84 13, Sandro Abate 12 col Petrarca, Meta Catania 11 con 2 gare in meno, la prossima con il Pirossigeno Cosenza in settimana, Sala Consilina sempre 11, Kame 10, Pomezia 8 con una gara da recuperare, Manfredonia 8, Pesaro 7, Active 5, Benevento 4, Cosenza 1 nel prossimo turno. Queste le sfide in programma: Roma Vinumita di Petrarca, Feldi Eboli, Gigi Teamwear Benevento, Meta Catania Ecositi Genzano, Napoli Sandro Abate, Active Network Pomezia, Manfredonia l'84 Torino, Cosenza Pesaro e su Sky Sport Kame Sala Consilina. Pallone al centro, messo fuori, calcia De Oliveira! Non so se c'è stato il tocco da parte di Mancuso, ma l'Ecositi è già in vantaggio. L'anticipo secco da parte del numero 10 che poi offre l'assist al centro. Arriva la zampata di Azzoni. E da una impostazione a 4 è subito ritornato Marin con Giulio De Oliveira. Occhio perché Walex apre gli orizzonti dall'altra parte, pallone al centro. L'ha ribaltata completamente la Kame Treviso. Bonin lo lascia andare, De Oliveira pesca il jolly sul primo palo, l'ha provata 1, 2, 3 volte, alla quarta Giulio non sbaglia. Nem col mancino, finta, tocca Bissoni, De Oliveira, tripletta di Giulio De Oliveira. Occhio perché c'è il contropiede per la Kame, 3 contro 1, pallone allargato, Sciapa 3-3, ancora pareggio, altra rimonta. Calderolli, Guerani, attaccato da Baroni, ancora Calderolli, Baroni in 2 volte, la terza segna, in vantaggio subito lo Sporting Sala Consilina. Igor schiaccia sull'acceleratore lo Sporting e adesso Carlos Del Mestre a fare centro. Calderolli sbaglia il controllo e poi Tato, e questa volta c'è la terza rete. Dopo l'ennesimo errore lascia Fiusa che non deve scherzare, lo fa e mette in condizioni di segnare Barra che accorcia le distanze, anche se guadagna adesso il possesso. C'è Diaz, si guarda alle spalle, Foti! La quarta rete, il poker dello Sporting con il tiro, ma Calderolli, ottima l'azione, è grande la rete di Calderolli che mette la palla lì dove non può arrivarci Fiusa. Si accentra e mette dentro la rete, la terza rete Caponigro. La palla che invece va a Ugherani e la rete di Calderolli, la sua doppietta. Liberti, Selusio, ancora per Calderolli che questa volta non sbaglia. Missione compiuta. La distanza è breve, sono circa 70 km. Attenzione, il pareggio di Diaz, il numero 14. Il numero 10, la scucchiaiata per Molaro, va a puntare 1 contro 1 Duarte, prova a piazzarla e invece si inventa il passaggio filtrante, l'ha visto solo lui. Rimane a terra Borruto, c'è Salas dentro Pelesigno e c'è la rete del Napoli. Entra al posto di Pelesigno, proprio Borruto, va a imbucare per De Luca, grandissimo gol del Napoli. Molaro, scusatemi, Rafinha prova a girarsi Gargantini dopo il tocco di Rafinha va a toccare dietro e arriva il capitano dopo il fratello Felipe, arriva il gol di Victor Mello, Felipe Melo, zona tiro, il tocco per Victor Mello, rimane lì il pallone per Borruto, poi Duarte, non c'è l'imbucata, Van der Salas in mezzo per De Luca che trova il gol del 3-3.
aspetta con la solita giocata, si gira bene, Calciarocia! Ha segnato l'L84, c'è sempre Cuzzolino, palla sopra per Rescia di testa, ha segnato l'L84, ha segnato Maxi Rescia, corpo e sgasa bene su Murillo, palla centrale, l'ha toccata forse Fortino, Fortini lascia Cuzzolino che va in porta, ha segnato l'L84, ha segnato Leandro Cuzzolino, non passa su Rocia che gli porta via il pallone, Rocia, Ducci e poi Seferi, alla fine arriva Siqueira. Lepatato, grande pallone per il giocatore Curri che segna il gol dell'1-0. Ghi, ancora Ghi, carica il destro, mamma che gol che ha fatto Ghi, la prendi, 2-1 per la Sandro Abate, e che azione, prova il contropiede, Josema verso Moabs, 3-1, Engi gioca benissimo la Sandro Abate, la prendi, dica Amsa verso Cesaroni, serve Curri che accorcia le distanze, Campanile, poi qui sbaglia Di Luccio per il possesso, vediamo, Lavrendi, Giuseppe Lavrendi verso Moabs, con i Sipontini che si riposizionano. Wittig, salta bene l'uomo, calcia Wittig, Christopher Wittig, 1-0, grande gol del tedesco. A girarsi Cabarcas dentro, gran pallone per André Ferreira, il pareggio della Vitulano Drugstore Manfredonia arriva con l'ex di giornata André Ferreira, 1-1, i cambi in anticipo, Barrichello con la punta, grande gol anche di Matteus Barrichello che fa subito 2-1, risponde l'Ital Service, risponde con Matteus Barrichello, 9 in campionato, con Tony Dandel che pressa, recupera Tony Dandel, 3-1 Pesaro, il capitano, primo gol in Serie A in questa stagione, sotto di 2 gol. Pallone per Barbieri, la riapre immediatamente la Vitulano Drugstore Manfredonia. Tony Dandel che va sul sinistro, Tony Dandel, doppio passo, va ancora sul sinistro, tocca sotto, Tony Dandel, da fantascienza il 4-2 del Pesaro. Barbieri, Gelvé, Belloni dentro, Cabarcas, questa volta è tutto buono, è 4-3, 16 secondi ancora da giocare. Mentre ci prova ancora con il gol da parte della Pirossigeno Cosenza all'incrocio dei pali, la soluzione Pancina con il bacio sul petto per il simbolo della Pirossigeno Cosenza di Bavaresco. Seguiamo l'azione, attenzione Ramon, il tocco per Lolo Suato e questa volta arriva il gol col mancino all'incrocio dei pali per il pareggio del Benevento. Ancora la conclusione e sono due, Lolo Suazo, Cabeza prova la giocata, ancora la finta e controfinta, Cabeza spettacolare, Cabeza ancora lui, eccola la risposta del Bombera, eccola la risposta del fuoriclasse, ma e qui il gol di Colletta che trova una giocata fantastica, mamma mia che cosa si è inventato, i direttori di gara, Lolo Suazo avanza lui, la palla sotto e il gol di Arbonio per il 4-2 del Benevento. Seguiamo un attimo ancora l'ultima azione con De Crescenzo che mette il sigillo alla prima vittoria in Serie A del GG Team Wear Benevento.